Non capisco una cattiveria del genere, non hanno rispetto di niente, ti buttano giù una casa per rubare 10 bici, cioè, questo è assurdo. Roberto Catto non trova una spiegazione di fronte alla devastazione lasciata dai malviventi che intorno alle 4:30 della notte hanno sfondato con un camion la vetrina del suo negozio Crazy Sport a Menarè di Vittorio Veneto, abbattendo una colonna portante, caricando poi sul mezzo 10 biciclette. Altre 2 sono state danneggiate e sono da buttare. 5, 6 hanno diversi graffi e vanno sistemate. Un bottino che si aggira intorno ai 40-50 mila euro. Mi hanno portato via 3 bici dei clienti che fanno più male delle mie, perché comunque non è per restituire, comunque gli hanno portato via un bene che non erano a casa sua e quindi erano qui da me, quindi mi sento anche responsabile delle bici altrui. Ma i danni maggiori sono quelli a livello strutturale. Fra furgoni, casa, negozio, bici, sono centinaia di migliaia di euro di danni. Nel giugno 2024 Catto aveva subito altre 2 spaccate nel giro di una ventina di giorni l'una dall'altra. Nell'ultimo colpo i ladri avevano rubato 16 bici usando un furgone poi abbandonato sui binari e travolto dal treno regionale Belluno-Conegliano. Dopo questo furto aveva messo in sicurezza il negozio pensando fosse sufficiente a bloccare i malviventi. Però se ti entrano dentro con un camion e buttano sulla casa, puoi mettere tutto quello che vuoi davanti. Cioè, non sappiamo più, cioè, giuro, non so cosa fare, come poter impedire un'altra cosa del genere. Rispetto ad allora, oggi i danni riportati dalla sua attività sono ben maggiori e Catto è costretto a fermarsi. Dovrò star fermo almeno una settimana di lavoro, perché comunque non ce la facciamo a lavorare decentemente. Dovrò dormire qui un mese noleggiando un camper. Un mese ci vorrà per mettere a posto. Come 2 anni fa dovrà noleggiare nuovamente un camper per trascorrere la notte a presidio del negozio in attesa che venga messo nuovamente in sicurezza. Loro fanno il furto adesso, sanno che tu per un mese non sei in sicurezza e quindi ritornano a cercare perché vanno dentro più facilmente e quindi bisogna dormire qua un mese finché tutto non è in sicurezza e poi sperare che non buttino giù la palazzina per rubarti altri 4-5 bici. Un mese fa Roberto Catto ha festeggiato 25 anni di attività e oggi, nonostante la devastazione, la voglia di rialzarsi ancora una volta e di andare avanti è più forte della rabbia e dell'amarezza. Come si torna al lavoro dopo questa esperienza? Però non voglia di smettere, di mollare tutto. No, è una vita di lavoro questa, è una vita.